Il cannolo non è solo un dolce, ma un simbolo della ricca e complessa storia della Sicilia. Le sue origini affondano le radici nella città di Caltanissetta, durante la dominazione araba sull'isola. Il nome cannolo, che significa piccolo tubo, richiama la forma della scorza originariamente arrotolata su carne di bambù. La leggenda narra che il cannolo nacque nei lussureggianti harem degli emiri saraceni. Le donne dell'harem, in un momento di creatività, idearono questo dolce per celebrare la fertilità. Le scorze rappresentavano abbondanza e ricchezza, mentre il ripieno di ricotta dolce evocava lusso e piacere. Un dolce che incantava chiunque lo assaggiasse. Con l'arrivo dei Normanni e la caduta degli emiri, gli harem furono smantellati, ma la ricetta del cannolo non andò perduta. Fu custodita e perfezionata nei conventi siciliani, dove le monache lo preparavano in occasione del carnevale. Un dolce che celebrava la vita e la gioia, diventando parte della tradizione isolana. Ancora oggi il cannolo è un simbolo prezioso dell'identità siciliana. La sua scorza dorata rappresenta la resilienza dell'isola, mentre la ricotta fresca e dolce richiama la generosità e la dolcezza del popolo siciliano. Ogni cannolo racconta una storia. La scorza deve essere croccante e friabile, ma leggera come l'aria. La ricotta, rigorosamente di pecora, va arricchita con zucchero, scorza d'arancia, cioccolato o pistacchi, e ogni decorazione aggiunge un tocco artistico, trasformandolo in un'opera d'arte. In tutta la Sicilia, dai piccoli laboratori artigianali alle rinomate pasticcerie, si trovano infinite varianti del cannolo, ognuna preparata con cura e passione, ognuna con una storia da raccontare. Quando assapori un cannolo, è come se stessi assaporando la Sicilia stessa, un'isola dove il passato vive ancora, tra dolci tradizioni e sapori indimenticabili. A scoprire il segreto più dolce della Sicilia?